Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria iniziata questa mattina alle 11:30. Vi accompagniamo per un'altra ora e mezza fino al telegiornale del Veneto, poi il telegiornale di Venezia, quello di Treviso e poi di nuovo l'ultimo aggiornamento fino alle 21:10 circa e dopodiché ci sarà Ring, quindi continueremo a darvi tutti gli aggiornamenti anche con Ferdinando Marino e Ring alle 21:15 come ogni lunedì. Allora, vi ricordo 2473 il dato dei contagiati in Veneto, è il dato di questa mattina che quindi fra poco più di un'ora verrà aggiornato ovviamente con i nuovi dati, i 498 le persone ricoverate, 156 pazienti in terapia intensiva e 69 decessi. Tra le persone, tra i casi positivi anche quella primo in Veneto ed è uno spiacevole primato di un amministratore, di un sindaco. È il sindaco di Sant'Orso nel Vicentino appunto che ha annunciato di essere positivo al coronavirus. Guardate. Nell'aggiornare i concittadini sul numero delle situazioni positive registrate sul nostro comune, voglio informarvi che una di queste mi riguarda direttamente. Stamattina sono stato avvisato sull'esito del test a cui mi ero sottoposto venerdì per scrupolo prudenziale, avendo nelle ultime settimane frequentato situazioni potenzialmente esposte. È l'annuncio di essere positivo al virus Covid-19 del primo cittadino di Sant'Orso, Franco Balzi, primo sindaco del Vicentino a risultare positivo. L'annuncio con un post sul sito Facebook del comune e poi la quarantena in casa, da dove preferisce non fare dichiarazioni. Semplicemente ci spiega il telefono, continua a lavorare come ormai si dice da remoto, attraverso chat, telefonate e mail, insomma continua a seguire la situazione del suo comune. Sempre nel post sulla pagina Facebook del comune rassicura sulle sue condizioni di salute, dispiaciuto più che altro perché involontariamente mette in apprensione quelle persone che nei giorni scorsi sono venute in contatto con lui. In isolamento infatti anche il suo staff di segreteria. L'attività amministrativa inevitabilmente, spiega ai suoi concittadini, potrà subire ulteriori limitazioni anche se i servizi essenziali sono comunque garantiti e chiudendo il post abbraccia con calore e ricorda a distanza i suoi concittadini. Il sindaco di Sant'Orso dunque ha fatto questo annuncio su Facebook. Restiamo a Vicenza dove come deciso oggi a Venezia e come deciso, lo abbiamo sentito proprio in diretta Skype qualche ora fa a Treviso, anche a Vicenza la chiusura dei cimiteri fino al 3 aprile. Sentite il sindaco Rucco. Ho appena sottoscritto l'ordinanza con cui chiudiamo tutti i cimiteri della città, dal cimitero maggiore fino ai cimiteri periferici, per impedire l'accesso agli utenti, perché anche nella giornata di ieri si sono verificati molti flussi di persone che si recavano in cimitero. Niente più visite, il caro estinto, il rischio di contagio, quel via vai di gente troppo elevato, cancelli chiusi negli 8 cimiteri di Vicenza, cimitero maggiore, cimiteri di Bertesina, Casale, Longara, Maddalene, Polegge, 7K e a Cattolico fino al 3 aprile. La decisione dopo che si è giunti alla conclusione che nelle aree cimiteriali non risulta possibile mantenere le distanze interpersonali obbligatorie ed evitare gli assembramenti. Potranno accedervi solo le ditte che gestiscono il cimitero per i lavori, l'apertura e chiusura delle celle mortuarie, garantito il servizio di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione delle salme ed è ammessa la presenza di un numero massimo di 10 persone all'estremo saluto di un defunto. È garantita la disponibilità delle camere mortuarie per la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali, accessi consentiti nei parchi pubblici recintati anche ad aziende, ma solo per lavori inderogabili. È ancora troppa la gente che con una scusa o l'altra, dalla spesa alla corsetta alla passeggiata con il cane, circola per la città. Le maglie della quarantena rischiano di sfilacciarsi, serve una stretta, mentre continuano i controlli e il sindaco rinnova il suo appello. Stiamo continuando nei controlli anche nella giornata di ieri. Rispetto a domenica 15 marzo sono state verificate delle violazioni, le abbiamo sanzionate, continueremo ad effettuare i controlli soprattutto negli esercizi commerciali aperti al pubblico che vendono appunto prodotti alimentari e dopodiché lavoreremo sulle persone che stanno uscendo nonostante i divieti imposti dal DPCM. Quindi un invito ancora una volta, un appello accorato a rimanere in casa il più possibile. Grazie. L'appello del sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Chi è che fa i controlli? Ovviamente la polizia locale, i carabinieri e la polizia. E a questo proposito il sindacato FSP
Veneto della Polizia di Stato ha inviato oggi una lettera al governatore Zaia e all'assessore Lanzarin alla sanità per chiedere che anche gli agenti di polizia vengano sottoposti ai tamponi e quindi che rientrino in quelle priorità dell'operazione tamponi. Lo sapete, l'obiettivo è quello di fare 11.000 tamponi al giorno e che tra le priorità, quindi non solo medici, infermieri e personale sanitario e gli ospiti delle case di riposo e i medici di base, ci siano anche le forze dell'ordine. La richiesta viene dalla polizia, sentite. Sono quotidianamente in strada per i controlli, anche loro esposti al rischio di contagio. Sono i poliziotti che in questi giorni sono impegnati con le pattuglie per controllare e verificare che gli spostamenti dei veneti siano solo per lavoro o stretta necessità. Per questo motivo il sindacato FSP Polizia di Stato di Padova ha inviato una lettera al presidente del Veneto Luca Zaia e all'assessore alla sanità Manuela Lanzarin per chiedere di estendere anche al personale della Polizia di Stato lo screening a campione per verificare o meno la positività al coronavirus. Valutare l'opportunità di estendere i controlli su strada con i tamponi anche agli operatori della polizia che quotidianamente sono impegnati sul territorio perché esposti al rischio così come altre categorie professionali, se non di più. Questa nota contiene una richiesta della nostra associazione sindacale ed è tesa e finalizzata a in qualche modo impedire che uomini della polizia involontariamente operanti sul territorio possano contribuire ad estendere il diffondersi della malattia e a salvaguardare anche la loro sanità personale e la sicurezza sui luoghi di lavoro. È la categoria, insieme al personale medico, più esposta al rischio di contagio. Sottoponendo i poliziotti al tampone, in particolare quelli in servizio al reparto mobile, volanti, stradale e reparto prevenzione crimine, spiega il sindacato di polizia, si potrà ridurre il rischio che tra di loro si annidi qualche asintomatico che, vista la capacità di contagio del Covid-19, metterebbe letteralmente in ginocchio il sistema di sicurezza della regione. Questa è la richiesta della polizia importante. Restiamo a Padova per tornare a parlare delle misure messe in atto dalla Regione per il contenimento del coronavirus. Funzionano queste? Funzioneranno? Avete sentito, il Presidente Zaia ha detto serviranno evidentemente nuove restrizioni, ha chiesto il governo di inasprire le restrizioni, uno su tutte le cosiddette passeggiate, ma poi c'è anche l'operazione tamponi, quindi l'altra grande operazione in questo senso. Allora, i ricercatori dell'Università di Padova si stanno chiedendo con l'unità di biostatistica e epidemiologia e salute pubblica del BO quanto può influire questo appunto sul contenimento del contagio. Sentite qual è il risultato di questo studio. Il lavoro che abbiamo fatto con i colleghi della mia unità a Padova e insieme a quelli dell'Università di Torino e del Piemonte orientale è stato quello di capire se vi sono alcune indicazioni che già a questo livello, dopo 2 settimane, 3 settimane dall'inizio dell'epidemia, possono farci pensare che c'è un effetto delle politiche. Questo penso sia importante anche ai fini di fornire una motivazione alle persone che in questo momento stanno subendo delle restrizioni importanti e che stanno seguendo con particolare scrupolo. Il Veneto da questo punto di vista è stata una delle regioni le prime ad essere colpite, tra le prime ad implementare serie politiche di contenimento dell'epidemia accompagnate da una serietà di adozione da parte della popolazione non comune. Il nostro lavoro ha confrontato le stime che avremmo ottenuto in assenza di questo tipo di interventi con l'andamento effettivamente verificato. Intorno al 2 marzo abbiamo stimato un punto di discontinuità nell'evoluzione dell'epidemia che ha poi portato ad un allenamento della stessa. Parliamo di circa 350 casi in meno accumulati nell'arco delle ultime 2 settimane, parliamo anche di un rallentamento del numero di casi al giorno che va dai 15-20 casi in media al giorno e, cosa non meno importante dal punto di vista delle politiche sanitarie, anche ad una dilatazione, diluizione nell'accumulo dei casi che ha permesso al sistema sanitario di reagire con 2 giorni e mezzo di ritardo rispetto a quello che sarebbe potuto essere
il picco, l'accumulo dei casi. Avete sentito, insomma, la strada è quella giusta, ma va percorsa fino in fondo, quindi è importantissimo seguire le regole e le restrizioni, è molto molto importante. A proposito di restrizioni, vi facciamo rivedere queste immagini che ci ha raccontato questa mattina Marta Marangoni, ci ha girato i nostri colleghi di Tele4, Marco Stabile, la redazione di Tele4, jogging sul tetto, questa è una soluzione che viene da Trieste, che ci fa sorridere, ma insomma ci fa capire come ci si ingegna per cercare comunque di muoversi all'aria aperta, ma lo si fa in questo caso sul tetto per chi può, ovviamente. Ed ecco questo appassionato che fa jogging sul tetto per mantenere quelle che sono le restrizioni, le regole, la famosa corsa all'aria aperta per evitare appunto anche di incorrere evidentemente in quelle che sono le misure, i controlli, le restrizioni. Allora, come si sta vivendo questo isolamento forzato in casa? Ve lo stiamo raccontando anche grazie a voi che ci mandate, continuate a mandarci e continuate a farlo grazie a queste indicazioni, foto, video, immagini del vostro messaggio. Andrà tutto bene a WhatsApp 351 175 5340 per mandare dei video, redazione @antena3.it per mandare delle foto o anche dei video, magari dei file che non siano troppo pesanti, altrimenti mandate i video su WhatsApp. Insomma, il vostro messaggio di andrà tutto bene. Allora vediamo un'altra tranche di immagini, perché sono tantissime, ve lo ricordo, continuate pure a mandarle, noi stiamo raccogliendo i vostri messaggi, li manderemo di giorno in giorno a più blocchi. Vediamo un altro allora blocco di immagini con i vostri messaggi da tutto il Veneto.
I sorrisi dei bimbi sono quelli che ci danno maggiore conforto in questi giorni. Continuate allora a mandarci i vostri messaggi, bimbi che a quanto pare hanno capito meglio forse degli adulti qual è la regola da porre in atto in questi giorni. Un altro fronte di questa sterminata emergenza, un altro dei volti di questa sterminata emergenza è quello dei poveri, dei senza tetto, insomma, come si sta cercando di aiutare queste persone, la mensa dei poveri ad esempio. Allora vi facciamo vedere questo servizio dalla nostra redazione di Venezia, dove per fronteggiare quindi il rischio coronavirus la mensa dei poveri di Ca' Letizia a Mestre ha allestito nel proprio piazzale esterno, solitamente destinato al parcheggio, una tensostruttura per accogliere appunto gli ospiti dei pasti serviti dai volontari. Guardate. La Chiesa di Venezia, attraverso la Caritas, sta cercando di rispondere ad un'emergenza all'interno dell'emergenza che tutti stiamo vivendo. Molte strutture legate alle associazioni di volontariato hanno dovuto chiudere perché la presenza di anziani volontari diventava troppo insicura per loro. Le norme e le disposizioni cautelari in vigore per limitare il rischio contagio da coronavirus comportano un impegno ancora maggiore a chi, come la Chiesa di Venezia, non ha mai fatto venir meno l'impegno a favore delle persone che vivono condizioni di marginalità. È il caso ad esempio delle nuove modalità con le quali prosegue nel piazzale esterno solitamente destinato a parcheggio l'attività della mensa dei poveri Ca' Letizia di Mestre. Montando una tensostruttura provvisoria mobile, fornendo circa 140 pasti al giorno da consumare in loco e un servizio di bagni che vengono disinfettati dopo ogni utilizzo da personale professionale. Sulle tavolate i posti da occupare sono stati segnati con delle X per agevolare le persone a rispettare i limiti di distanza. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie, inoltre, i luoghi della mensa sono sanificati quotidianamente. Una cooperativa poi procederà alla pulizia anche della strada di accesso a Ca' Letizia. A questa struttura dove i pasti vengono consumati lì e per evitare anche che i diversi poveri che la frequentano sporchino il centro cittadino o creano situazioni di imbarazzo o di pericolo, si unisce poi anche la mensa Papa Francesco di Marghera, dove invece viene fornita la cena alle ore 17:30, sempre con ingressi contingentati nel rispetto delle restrizioni ragionevoli necessarie imposte dai vari provvedimenti governativi. E poi ci sono le storie di chi è lontano dai propri familiari, bloccato dal coronavirus. Due storie, la prima è quella di un cittadino bellunese residente a San Fiore nel Trevigiano che si trova in queste ore bloccato in Spagna dove lavora da anni e ci racconta così al telefono cosa sta succedendo nella penisola iberica. Lo sappiamo, la decisione di fare sostanzialmente come l'Italia, un lockdown simile a quello italiano. Peraltro la moglie del premier Sanchez è positiva al coronavirus. Allora, com'è la situazione in Spagna? Scaffali vuoti nei supermarket e divieti come in Italia in vigore da oggi. Insomma, qualcosa che noi abbiamo già visto. Sentite le parole di questo trevigiano bellunese. Beh, la situazione diciamo che si sta mettendo un po' drammatica adesso. Sinceramente hanno bloccato tutta una parte di situazioni di lavoro, in questo caso nel mio campo, quindi ferroviario, questa mattina hanno chiuso tutto, quindi siamo fermi, bloccati, siamo in 5 italiani bloccati in un albergo, abbiamo la possibilità per fortuna di farci da mangiare, abbiamo gli accessi ai supermercati, però la cosa si sta mettendo grave, perché si vede che la gente ha tanta paura e quindi la situazione non è, secondo il mio punto di vista, si va a mettere un po' peggio rispetto all'Italia. Questa è la mia opinione. È un problema culturale. È stato sottovalutato in queste ultime settimane l'allarme che arrivava anche dall'Italia. Sì, diciamo che secondo me è un fattore culturale, nel senso che gli spagnoli sono molto più liberali di noi, piace uscire, piace bersi la famosa cervecita, ritornare a casa è quasi impossibile. Sono stati bloccati tutti gli aeroporti e quindi le cose insomma, è molto complicata.
Comunque l'unica maniera per poter parlare con la famiglia è videochiamate e telefono, niente di più. Per fortuna, come ripeto, siamo vicini ad alcuni supermercati dove possiamo perlomeno alimentarci. Poi invece la storia di un papà trevigiano che non può raggiungere la figlia malata purtroppo di tumore in Australia. Per lui e tutta la famiglia ovviamente sono ore di angoscia. Sentite quest'altro racconto sempre al telefono. Lei è un uomo trevigiano che vorrebbe raggiungere sua figlia in Australia. Perché? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo a mia figlia è stato diagnosticato in gennaio un tumore. E chiaramente io e sua madre vorremmo raggiungerla perché è da sola, c'ha il fidanzato lì vicino che è già tanto e grazie a Dio ce l'ha, però naturalmente in questi casi i genitori vorrebbero stare vicini alla figlia e non è possibile perché noi da qua non possiamo partire e anche eventualmente ci fosse data la possibilità di andare. Abbiamo già sentito l'ambasciata australiana che gli italiani che arrivano in Australia non possono entrare, o bene che vada, devono subire la quarantena, per cui comunque non potremo stare vicini a nostra figlia. Ed è una cosa terribile perché io ho sentito il papà prima che parlava, un altro papà che parlava del fatto che la figlia non riesce a rientrare dalla Spagna e gli sono vicino. Magari io l'avessi in Spagna, ci andrei anche a piedi, forzerei anche i blocchi se necessario. Ma in Australia a nuoto non ci posso andare. Ecco, questa era la mia testimonianza. Ecco, con sua figlia si sta sentendo. Ci stiamo sentendo, grazie a Dio. Come state mantenendo i rapporti? I rapporti li stiamo tenendo via WhatsApp, via Skype, con i video, tutto quanto, le stiamo cercando di dare forza, anche perché fortunatamente è una ragazza molto forte. Però è difficile, è molto difficile sopportare questa cosa qui. E niente, è una prova che sicuramente a me personalmente, anche mia moglie, sono sicuro ci cambierà la vita, spero in meglio, nel ritrovare magari quelle cose, quei valori che prima magari non ci pensi, perché non ci pensi finché non succede. E magari anche se succede dice, speriamo di no, prendo l'aereo e vado, ma non posso muovermi. Lei in questo momento cosa si sentirebbe di dire, che appello si sente di lanciare anche alle istituzioni? Immagino che lei voglia riabbracciare sua figlia. Sì, io voglio riabbracciare mia figlia il più presto possibile, speriamo solo che passi tutto, perché alle istituzioni loro magari certo potrebbero anche starmi vicino, dirmi ok, faremo di tutto perché tu possa andare, ma c'è l'altra parte, l'Australia, che ha messo il muro. E quindi niente, aspettiamo. Parole appunto terribili, ovviamente quelle delle le famiglie che non possono ricongiungersi, tanti casi purtroppo in questi giorni, ovviamente anche di chi ha perso i propri cari e non può raggiungere ad esempio i propri cari per i funerali che di fatto non sono ammessi se non in forma strettissima, per cui sono storie dall'emergenza coronavirus. Prima di farvi risentire allora nel dettaglio, sempre da questa mattina, gli interventi dell'assessore regionale della protezione civile Bottacin, che parla della riattivazione degli ospedali ma non solo, e dell'assessore Lanzarin, che parla ancora una volta dei tamponi. Volevo leggervi un altro aggiornamento che riguardava, ecco qui, questo è un dopo emergenza, insomma qualcosa che comunque va avanti e che riguarda il Cortina Milano, le Olimpiadi invernali 2026. Sono le parole di Malagò, il numero 1 del CONI. L'organizzazione di Milano Cortina va avanti, oggi Lombardia e Veneto devono vincere questa partita, immaginate se tutto questo fosse successo mesi fa, prima dell'assegnazione, ha detto Malagò, diamo speranza all'Italia cominciando con lo sport, così il presidente del CONI Giovanni Malagò. Lo sport in qualche modo tiene su il morale, ora la truppa ne ha bisogno, sappiamo le vittorie di Federica Brignone nello sci, di Michela Moioli nello snowboard, sono situazioni che compattano molto, e appunto ha detto quando finirà
questo incubo sarebbe bello festeggiare. Con il presidente del Comitato Paralimpico Luca Piancali c'è l'appuntamento del 23 giugno, quando saremmo andati a prendere il tricolore del Presidente della Repubblica. Apparentemente una data molto lontana, ma sarebbe la festa migliore. E comunque l'organizzazione del grande evento Cortina Milano 2026 va avanti e riprenderà, insomma, tutto quando questo finirà. È un messaggio di speranza, è un messaggio che le cose non si fermano ma vanno avanti in qualche modo. E intanto la Regione fa fronte, abbiamo visto, a quello che è il picco atteso in questi giorni, partendo dai dati che abbiamo in mano e partendo dal piano, il piano di emergenza sanitario già annunciato dal governatore Zaia, che oggi ha parlato, l'avete visto anche nella conferenza stampa, ha parlato anche dei tamponi a campione. Si sta valutando in che misura fare i cosiddetti tamponi on the road. Un altro messaggio importante, e adesso vediamo gli assessori, viene dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che giusto una settimana fa ha dichiarato, lo ricorderete, l'abbiamo detto in diretta, il coronavirus una pandemia. Il messaggio del direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel corso di un briefing sull'emergenza è: il nostro messaggio chiave è test, test, test su ogni caso sospetto di coronavirus. Quindi la via dei tamponi è quella chiave, lo dice anche l'OMS. Allora, l'assessore Bottacin e l'assessore Lanzarin questa mattina in conferenza stampa con i dettagli del piano sanitario. Gli ospedali sono 5, quello di Monselice, sì. Il totale di posti di letto previsti sono 740, 140 a Valdobbiadene, 204 a Monselice, Bussolengo 170, Isola della Scala 120 e Zevio 106. Noi siamo a buon punto, abbiamo 236 squadre operative sul campo, non solo negli ospedali, negli ex ospedali, ma anche a supporto degli ospedali operativi, come supporto per il pre-triage, per il montaggio tende, stiamo montando un posto medico avanzato, insomma abbiamo delle attività in corso anche oggi e siamo a buon punto. Questi ospedali possono essere operativi già da venerdì. Sì, già da venerdì diciamo che alcuni sono più avanti con i lavori, alcuni sono un po' più indietro, ma direi che ci siamo, insomma, sulla tabella in marcia. Penso che già da mercoledì sera noi possiamo garantire un buon quantitativo di posti letto, partendo da alcuni piani, e quindi non tutto l'ospedale, però insomma per il fine settimana noi ci siamo dati come termine ultimo venerdì e poi dopo ovviamente consegniamo gli ospedali alla sanità per l'utilizzo che ritengono di farne, secondo quello che è già stato detto ieri nella presentazione del piano. Aggiungo una cosa che può essere magari di interesse, e cioè che oggi proprio in Veneto stiamo facendo anche le verifiche per il biocontenimento riguardante il trasporto in elicottero dei pazienti. Oggi vengono tutti trasportati su gomma e con l'ENAC stiamo facendo il test sui nostri, noi abbiamo 4 tipologie di elicotteri, sono diversi, stiamo facendo il test appunto del biocontenimento per valutare anche questo aspetto. Ovviamente lo facciamo per la CROSS, che è quella parte del Dipartimento della Protezione Civile che ha la funzione, l'abbiamo già stato detto i giorni scorsi, di eventualmente spostare anche pazienti da regione a regione. Noi lo facciamo con l'ENAC, che è a valenza nazionale ed è in corso in queste ore a Treviso. Assessore, scusa, ho capito bene, entro venerdì sera voi siete in grado di consegnare gli ospedali dismessi con le capienze previste? Sì, più o meno con le... Sì. Con capienze ridotte siamo già in grado di farlo a partire da mercoledì, però per avere i numeri che sono stati detti servirà tutta la settimana.
Allora, il Presidente ha ben spiegato ieri, questo è il piano che si andrà in attuazione per step, quindi man mano che si esauriranno i posti letto che oggi sono stati previsti di potenziamento tra terapie intensive, mini-invasiva e malattie infettive, perché allora in quell'occasione noi andremo ad aprire gli ospedali Covid, quindi quelli che sono stati inseriti e individuati, uno per ogni azienda sanitaria. Abbiamo già detto che sicuramente oggi sta soffrendo di più il territorio padovano e quindi Schiavonia era già a ranghi ridotti, perché sappiamo è rimasta chiusa 15 giorni e quindi insomma Schiavonia già sta facendo da cuscinetto rispetto a Padova. Oggi c'è anche il discorso su Villafranca, perché probabilmente le due aziende universitarie sono quelle che oggi insomma hanno una mole ma anche un numero insomma molto importanti. Subentreranno poi, quindi quando saranno attivati questi, quando gli ospedali che oggi ci sono andranno in sofferenza, i posti letti che sono stati ricavati negli ospedali dismessi, quindi solo in quell'occasione entreranno in funzione. Però è chiaro che noi dobbiamo avere un piano completo a 360 gradi e modulabile anche giorno per giorno. E comunque mi pare di capire negli ospedali dismessi e riattivati adesso, eventualmente andranno solo pazienti tra virgolette normali. Sì, l'abbiamo specificato ieri, l'ha specificato ieri il Presidente, perché chiaramente i pazienti Covid hanno bisogno di attrezzature di un certo tipo, sappiamo il problema respiratorio, quindi gli impianti di ossigeno e quant'altro, quindi gli altri serviranno eventualmente per pazienti insomma che sono più stabili. Assessore, le posso chiedere una curiosità scientifica, naturalmente, visto il tema? Con che cosa state curando i malati? Si sente di Ebola, HIV, si parla di anti-reumatoidi, No, allora il Presidente l'ha detto prima, ci sono due sperimentazioni, quella che è partita all'azienda ospedaliera di Padova, che è quella appunto che parte dall'Istituto Spallanzani, e in Veneto abbiamo solo l'azienda ospedaliera di Padova che è col farmaco dell'Ebola. Da ieri invece insomma si parla in questi giorni del farmaco per l'artrite reumatoide, e quello oggi mi sembra che AIFA oggi si pronuncerà su questo, mi sembra di ricordare, quindi poi saremo pronti a farlo circolare, quindi anche non solo a Padova ma anche perché chiaramente è un farmaco diverso rispetto a quello per l'Ebola, che era un farmaco che era stato studiato per l'Ebola ma poi era un po' andato nel dimenticatoio, no? Quindi non era più stato utilizzato. L'altro invece è un farmaco che viene utilizzato insomma anche per l'uso insomma molto più quotidiano, ecco, per l'artrite reumatoida, quindi quello insomma ha una filiera diversa, ma oggi mi sembrava che oggi si doveva esprimere anche AIFA su questo. Sono solo voci che arrivano dalla Germania di possibili vaccini, si sente addirittura prenotazioni da parte di Trump, è fantapolitica. Ecco, avete risposto voi, noi sappiamo che il tempo per un vaccino è un tempo molto lungo, si parlava di un anno e in questo caso almeno io quello che ascolto, non sono un tecnico, ma essendo anche un virus che muta molto facilmente è anche difficile pensare a un vaccino in tempi veloci, perché proprio stanno anche vedendo le mutazioni che ci sono e quindi insomma dovremo sicuramente attendere, poi tutto il resto lo sento e lo leggo dai giornali come voi. Senta, Assessore, prima il Presidente ha detto una frase in mezzo a tutto il discorso, dice quando uno esce spesso ha conseguenze renali, neurologiche, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che uno che si becca sta roba e passa attraverso le terapie intensive? No, allora non creiamo e non diciamo cose insomma che creano paura, angoscia e timore. Ogni quadro clinico è un quadro clinico a parte, dobbiamo pensare a pazienti che hanno anche più patologie, che hanno quadri clinici complessi, che hanno già diverse problematiche e quindi possono avere anche un escurso di un certo tipo. Abbiamo sentito però, e questo è comunque allo studio, di insufficienza renale sì, questo insomma può effettivamente succedere, accadere. Poi è chiaro che ogni paziente è un paziente a parte, quindi è difficile adesso capire, vedere, fare una statistica, però insomma ci sono casi, insomma si stanno verificando anche casi di questo tipo, soprattutto l'hanno visto in Cina ma in Lombardia che sono più avanti di noi. Ecco, un'altra domanda che avevo fatto ieri e mi era stato risposto che
servivano i dati, eccetera. Abbiamo un numero, qualcosa che ci dica quanta gente è uscita invece dalle terapie, è guarita, è uscita dalle terapie? Noi abbiamo il dato complessivo che erano 121, mi sembra, i dimessi, però non vi so dire, dobbiamo cercare di estrapolare, eventualmente Carlo, proviamo a estrapolare un dato sulle terapie intensive, solo non ce l'abbiamo oggi. Mi sembra di capire, il problema principale... Non ce l'abbiamo oggi, no, dobbiamo estrapolarlo. No, vi faccio, visto che il Presidente ci teneva, vi faccio due parole sulle strutture per anziani o le strutture sociosanitarie, perché è chiaro che sono uno dei focolai più importanti, ma soprattutto anche più a rischio. Voi sapete che noi abbiamo in Veneto circa 360 strutture per anziani, quindi cito solo quelle per anziani senza citare quelle per i disabili o quant'altro, che vanno da strutture piccole con 50 posti a quelle anche con 500-700 posti letto, poi divisi tra logistica diversa. Su questi abbiamo visto che, proprio perché si tratta di persone anziane con più patologie, una volta che in qualche modo il virus entra diventa molto difficoltoso, e allora non solo abbiamo inserito tutti gli operatori sanitari in quella fase di screening che diceva il Presidente, quindi già da diciamo così evitare, quindi se ci sono dei operatori positivi da evitare, insomma, che rimangono in contatto con gli anziani, ma stiamo anche scrivendo delle procedure rispetto a il verificarsi di casi dentro le strutture, quindi prevedere anche degli isolamenti, onde evitare di portare i pazienti anche dalle strutture agli ospedali e quindi creare poi l'intasamento, il problema all'interno degli ospedali. Quindi stiamo scrivendo anche una procedura in questo senso. Uno dei problemi che stiamo affrontando è quello del personale, perché essendo personale all'interno delle strutture in molti casi che risulta positivo, iniziano ad andare in affanno e quindi iniziano ad avere problemi sul personale. Qui insomma abbiamo chiesto appunto anche con personale in pensione, abbiamo chiesto la cooperazione sociale, abbiamo chiesto e stiamo cercando di raccogliere per quelle strutture insomma che dovessero avere problemi. Penso a Merlara nel Padovano, che è la prima insomma che è andata un po' in crisi, anche a Bassano la Madonnina adesso sta soffrendo un po' di più, e quindi in questo caso abbiamo chiesto anche al volontariato insomma, diciamo, di capire che disponibilità, se si dovessero verificare situazioni in cui non riescono più insomma, a garantire il servizio perché c'è troppo personale positivo all'interno. Ecco, a proposito di appelli, no? Il famoso appello al personale della sanità in pensione che ha fatto tante volte Zaia, c'è qualche riscontro, qualcuno si sta facendo avanti? Sì, ci sono, ve li presentiamo domani. Domani vi stiamo raccogliendo e domani vi diamo tutti insomma, i numeri di chi oggi ha risposto ai vari bandi, anche tra cui quelli che sono in pensione. Perché abbiamo il quadro complessivo e quindi vi diciamo a livello di personale quanti hanno risposto. Il bando, quello straordinario. Sì, ma voglio dire... Per assunzione straordinaria, non il 524 assunzione a tempo Lo diciamo domani, va bene? Grazie. Allora domani avremo anche queste nuove indicazioni dall'assessore Lanzarin nel consueto aggiornamento quotidiano ormai dalla unità di crisi, la task force regionale. Allora adesso tornando a parlare di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro, da Belluno un servizio che ci parla proprio di questo e anche l'attenzione, ed è la CGIL che parla, il segretario Mauro De Carli, CGIL di Belluno, alle situazioni marginali. Sentite quali sono. Crediamo che le situazioni qualche volta anche per non comprensione delle norme e delle regole siano un po' più delicati su altri settori, quelli magari un po' più marginali o in posti dove magari il contatto fra cittadini e lavoratori continua a avere un elemento di promiscuità purtroppo molto, molto ancora forte. Nelle aziende più strutturate la questione della sicurezza del luogo di lavoro è già stata affrontata, lo dimostrano le chiusure dei grandi stabilimenti bellunesi per il completamento dell'opera di sanità
ripianificazione degli ambienti. Il problema, spiega il segretario provinciale della CGIL di Belluno, è rappresentato dai comparti dove è maggiore la promiscuità, come supermercati e piccole imprese. Il tema sono le aziende dove non c'è un contatto sindacale, dove non c'è comunque una prassi sindacale. Su questo punto ci arrivano tante telefonate che dicono: ma io non mi sento sicuro, la mia azienda non attua questo, non ha quel tipo di disposizioni, eccetera eccetera. In questi momenti stiamo predisponendo una sorta di contatto tra noi come sigle sindacali e i lavoratori. Chiunque voglia segnalare situazioni anomale può farlo rivolgendosi al sindacato. Vedremo noi come contattare sia gli Spisal. Su questo pongo solo un problema: sono pochi, e lo diciamo a tanti anni che dentro gli Spisal sono pochi gli operatori, e dall'altro punto di vista vediamo anche di contattare ovviamente le associazioni di categoria se le situazioni dovessero emergere in maniera molto forte, come purtroppo credo succederà. Senza garanzia di sicurezza non si può lavorare, ed è per questo che stamattina in un paio di aziende bellunesi le maestranze hanno deciso di scioperare. Dalla CGIL arriva il ringraziamento al personale sanitario che sta lavorando sotto pressione. Si dovrebbero migliorare un po' le prassi e le gestioni di queste situazioni, proprio per evitare che i lavoratori, in primis i lavoratori, vengano contagiati o subiscano, come dire, una insicurezza che purtroppo è molto forte, insomma. Questo dunque la situazione nel bellunese, ed è l'accento che viene che viene dato soprattutto appunto a quelle aziende che non hanno dove non c'è la rappresentanza sindacale. Allora io sto cercando di capire se riusciamo a collegarci con Marco Stabili a Trieste per farci un quadro della situazione in Friuli Venezia Giulia, dove la situazione parla di 384 positivi e di 20 decessi. Questa mattina c'è stata anche la conferenza stampa del governatore Massimiliano Fedriga. Adesso vediamo se riusciamo a collegarci. Volevo anche sentire, ci stiamo cercando di collegarci via Skype anche con l'assessore regionale al turismo Federico Caner, per avere un po' il quadro della situazione turismo anche alla luce del decreto Cura Italia varato dal governo nel Consiglio dei Ministri dopo diversi giorni. Non so di cosa si tratti di queste immagini, se mi accennate un attimo in regia. No, ecco, allora restiamo allora a Belluno. Abbiamo visto l'appello dei sindacati e quindi anche l'attenzione alle situazioni più fragili dove non c'è la rappresentanza sindacale, ovviamente nelle realtà più piccole, e poi c'è l'altra faccia, quello dei controlli anche nei market. Guardate. È lunedì, ma sembra una giornata festiva in stazione a Belluno, piazzale praticamente deserto ma presidiato dal personale della Polfer che intercetta i passanti, chiede documenti e autocertificazione. Inutile dire che gli irriducibili della passeggiata ad ogni costo non hanno vita facile, e più di qualcuno lo scorso weekend lo ha appreso bene. I controlli eseguiti dalle forze di polizia hanno portato alla denuncia di 43 persone che non hanno rispettato le disposizioni previste per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Dibattutissimo è stato in provincia ultimamente il tema delle seconde case. L'assessore regionale Giampaolo Bottacini ha chiesto che il governo modifichi il decreto e consenta il rientro nel proprio domicilio, residenza o abitazione solo se il proprietario ha in quell'indirizzo il medico di base. Questo nell'interesse di chi è andato nella sua seconda casa prima del 9 marzo senza rendersi conto che in caso di necessità non avrebbe neanche l'assistenza di base. Chi esce per motivi di necessità si reca al supermercato a fare la spesa. All'interno dei supermercati si lavora senza soluzione di continuità, il flusso della gente certamente si è ridotto in queste giornate, ma comunque è costante. L'opinione dei cittadini bellunesi è che queste disposizioni sono particolarmente gravose, soprattutto per le persone anziane, e c'è chi fra loro ha paura. Fare la spesa, signora, è complicata questa situazione? Abbastanza, sì, specie per le persone anziane. Lei quante volte viene a fare la spesa? Beh, una volta alla settimana. Quello che posso me lo faccio portare a casa, però non tutto posso non portarlo a casa. Ha paura? Un pochino sì. Per evitare inutili viavai dei cittadini negli ospedali bellunesi, l'ULSS Dolomiti ha comunicato l'invio a domicilio dei referti di laboratorio e degli esami strumentali non accessibili online.
Ancora controlli, ma questa volta siamo in un altro fronte, quello della provincia di Vicenza, o meglio nella zona di Bassano, guardate. Pare che i bassanesi davvero siano stati molto collaborativi nel seguire la direttiva di rimanere a casa nella bella giornata assolata di ieri domenica, ahimè sotto l'incubo del coronavirus, almeno stando a quanto ci hanno riferito le forze dell'ordine impegnate sul territorio del Bassanese in quei controlli straordinari disposti dalla prefettura di Vicenza dopo il recente decreto ministeriale e i suoi divieti dei quali tanto si parla. Per la Polizia Intercomunale del Bassanese, i vigili per intenderci, ieri giornata di impegno per 2 pattuglie la mattina, 2 il pomeriggio fino alle 19:30 al turno ordinario. Va detto che alcuni agenti di polizia, dipendenti comunali, risultano essere in malattia, altri in ferie. In questa settimana saranno impegnate un paio di pattuglie la mattina e il pomeriggio e una pattuglia la sera fino alle 24. Per i carabinieri di Via Emiliani, nell'arco delle 24 ore, 34 le pattuglie in azione, 12 le denunce per persone provenienti da fuori comune, in transito, senza una comprovata necessità. Guardia di Finanza di Bassano, una pattuglia al giorno con un'altra di supporto. Continueranno l'attività anche loro per tutta la settimana. Qui sono stati denunciati 2 ragazzi bassanesi in violazione dell'articolo 650 del codice penale in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, perché a piedi dopo mezzanotte giravano di ritorno dall'abitazione di uno dei 2 camminando fra Jacopo da Ponte e Viale delle Fosse, quindi anche in questo caso senza alcuna comprovata necessità. Molti, ci è stato riferito spontaneamente al momento dello stop per il controllo, hanno esibito l'autodichiarazione, segno questo che le corrette informazioni sono state date tutte e in tempo giusto. Un piccolo problema, soprattutto nel weekend, segnalato dalla Guardia di Finanza, la passeggiata fuori porta lungo i diversi tragitti del Brenta, a volte ritenuti un po' troppo affollati per l'emergenza coronavirus, che richiede un po' di sforzo da parte di tutti affinché finisca presto anche questa esperienza che ci porti tutti alla fine a sentirci davvero sereni. Questo a Bassano. Torniamo a parlare però della sicurezza nei luoghi di lavoro, e allora questa volta lo facciamo da Treviso, lo facciamo con un servizio che riguarda proprio i supermarket. Lo sapete, nei market la situazione, le segnalazioni di questi giorni, insomma, dei lavoratori all'interno che dicono siamo anche noi, diciamo, in prima linea, perché i supermarket, i market, insomma, sono i cosiddetti negozi di alimentari che è necessario restino aperti per l'approvvigionamento, ovviamente con tutte le indicazioni del caso. Allora il servizio da Treviso. Lavoratori costretti ancora fianco a fianco oppure sprovvisti di mascherina, luoghi di lavoro in cui è stato riscontrato un caso di Covid-19 in cui l'attività però non viene sospesa e i dipendenti non sono messi in quarantena. Sono ancora tante le irregolarità che vengono denunciate dai lavoratori attraverso qualsiasi tipo di canale, anche la nostra redazione, ma chi denuncia ha anche paura di perdere il posto di lavoro. Noi diciamo che il dipendente si deve rifiutare di lavorare perché il contagio è una cosa seria e stiamo trasmettendo anche delle modalità ai nostri delegati nelle aziende per intervenire in questo caso. Qualora non sia possibile come dire, l'intervento del sindacato, venga subito denunciata la cosa, noi facciamo presente alle autorità competenti e in ogni caso il lavoratore si fermi e in qualche maniera sarà comunque coperto. A Susegana oggi non c'è stato l'accordo tra azienda e RSU. I lavoratori hanno annunciato lo sciopero generale da oggi fino a venerdì. Motivo, si legge nel comunicato, che continuano a mancare i presupposti per lavorare in sicurezza. E molte sono anche le denunce che arrivano dai clienti dei supermercati, dove moltissimi cassieri lavorano senza mascherina. Siamo intervenuti e stiamo intervenendo in queste ore per far rispettare il decreto e per far rispettare il protocollo tra la Confindustria e le organizzazioni datoriali, tra cui le associazioni di rappresentanza del mondo del commercio e le organizzazioni sindacali. A questo proposito il sindacato lancia una proposta che veicolerà anche ai tavoli di lavoro con il governo. Crediamo che la domenica gli esercizi commerciali tutti debbano essere chiusi. Questo perché nell'ottica del massimo rispetto del decreto e dello stare a casa, andare al centro commerciale o andare al supermercato non può diventare un'occasione per uscire.
Ed è diciamo quello che ha chiesto anche il governatore Luca Zaia questa mattina quando ha parlato della richiesta che farà formalmente al governo di inasprire le misure restrittive. Ha parlato non solo delle cosiddette passeggiate ma anche di questo, cioè della chiusura all'interno dei centri commerciali anche nei festivi. Allora, ecco, dovremmo avere al telefono, credo, Marco Stabile dalla redazione di Tele4. Marco, ci sei? Sì, ciao Nicola. Eccoci, allora, ho detto prima velocemente alcune cifre, ma vorrei che tu le ribadissi, ci facessi un quadro dei nostri vicini di casa del Friuli Venezia Giulia, insomma, com'è la situazione? Allora, i dati oggi sono stati snocciolati direttamente dal governatore Fedriga, dal presidente della regione, in una lunga videoconferenza stampa. Salgono a 384 i casi di coronavirus in regione, 20 purtroppo i decessi, 15 le persone in terapia intensiva. Picco dei contagi giornalieri previsto per il 20 di marzo, anche se chiaramente si tratta di una statistica che non ha molto senso, ha detto lo stesso presidente Fedriga, però ha citato comunque questa data. Poi ha parlato del piano straordinario per il potenziamento della sanità, in arrivo 350 infermieri e 50 medici che verranno assunti con bandi ad hoc, con concorsi diciamo così velocizzati ad hoc. Posti in terapia intensiva che potranno aumentare dalle attuali 29 a 94 da subito con risorse proprie della Regione e che potranno arrivare sino a un massimo di 155 se arriveranno anche i fondi previsti dal governo. Poi il Presidente Fedriga ha detto sospendere subito i permessi umanitari in questo momento dell'emergenza. Perché? Perché anche alla nostra redazione arrivano di continuo foto, video, segnalazioni di migranti, di richiedenti asilo che si ritrovano nelle zone più disparate della città, pranzano, giocano a cricket, insomma si raggruppano in 30-40 persone anche davanti alla stazione e chiaramente in questo momento in cui tutti devono stare a casa, la gente per questo ovviamente si imbufalisce. Su questo subito la polemica da parte del presidente di ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, che gestisce l'accoglienza diffusa, che ha detto abbiamo bisogno di un assessore vero, non dell'assessore Roberto alla sicurezza. Parole al vetriolo e quindi scontro diretto tra Regione e chi gestisce l'accoglienza in città. Poi coronavirus, l'assessore regionale alla sanità, ha detto pronto il sostegno anche da 94 strutture private alla sanità pubblica. Se il governo ci dà l'ok a creare questo ponte tra sanità privata e sanità pubblica, in 94 strutture in tutto il Friuli Venezia Giulia sono pronte ad aiutare per l'emergenza. E poi ancora pronti a produrre le mascherine in Friuli Venezia Giulia, anche questa dichiarazione del Presidente della Regione Fedriga in videoconferenza. Ci sono diverse aziende che sono pronte ad avviare la produzione in proprio. Sindaco di Trieste di Piazza invece ha detto oggi situazione drammatica, siamo pronti a disinfettare le strade di Trieste. E poi invece la parte diciamo così che suscita un po', non dico il sorriso, ma diciamo la speranza, la forza in particolare dei triestini, la città più sportiva d'Italia che non si arrende mai. Vi abbiamo fatto vedere quelle immagini di quel ragazzo triestino che faceva jogging sul tetto. L'abbiamo fatto vedere prima, certo. Infatti nelle regole diciamo previste faceva jogging sul tetto, tra l'altro vista mare, beato lui. Il Presidente Fedriga però ha avvertito meglio fare ginnastica in salotto e correre in corridoio, niente deroghe, bisogna stare a casa. Bene, bene, grazie. Allora, grazie a Marco Stabile, il messaggio insomma è trasversale un po' dappertutto. Grazie, grazie a Marco Stabile, davvero buon lavoro anche voi con le vostre edizioni straordinarie. Stiamo per andare in pubblicità, prima vi voglio dire una cosa che riguarda la corsa solidaria, insomma l'emergenza da affrontare, e quindi l'aiuto di tutti. Salviamo il nostro paese è lo slogan di Centro Marca Banca, che in questi giorni per affrontare l'emergenza coronavirus vissuta dal sistema sanitario regionale ha donato 50.000 euro per acquistare 2 apparecchiature di ventilazione polmonare per gli ospedali di Treviso e di Venezia, oltre alla raccolta fondi avviata dalla banca stessa. Quindi un importante contributo da Centro Marca Banca, perché i respiratori, le apparecchiature di ventilazione polmonare lo sappiamo quanto sono importanti. Adesso la pubblicità, poi di nuovo in diretta gli ultimi aggiornamenti prima di poi condurvi direttamente al telegiornale del Veneto.
Rieccoci in diretta, l'ultima parte di questa edizione straordinaria che vi porterà fino al TG del Veneto, poi i nostri TG e poi questa sera Ring. Allora, per parlarci di quello che accadrà a Ring mi ha raggiunto il vice direttore Ferdinando Marino. Buon pomeriggio. Buonasera, Ferdinando. Sì, buon pomeriggio. Eccoci. Nicola, grazie a tutti. Allora, veniamo subito da te, ma prima abbiamo al telefono l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Buonasera, assessore. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera, allora volevamo chiederle un po' com'è la situazione turismo in questi giorni e poi un commento anche da lei delle disposizioni del decreto Cura Italia, da quello che ha potuto leggere e vedere. Sì, ovvio che la situazione ci sta preoccupando parecchio perché come sapete tutti ormai il turismo in questo momento è pressoché azzerato. Dal decreto abbiamo visto delle misure che però non riguardano specificatamente il tema del turismo ma delle imprese in generale, ed è ovvio che all'interno delle imprese speriamo ricadano anche quelle turistiche. Avremmo gradito però un capitolo specifico proprio per il turismo, dato che è il settore che in questo momento ha subito i maggiori danni diciamo all'interno del mondo economico. Ovvio che anche le altre imprese sono in difficoltà, per carità, però il turismo, stiamo parlando di ovviamente zero arrivi in questo momento, alberghi che hanno chiuso o stanno chiudendo. Quei pochi che non chiudono è perché hanno ancora all'interno dei turisti che per mille motivi, o perché non possono rientrare nei loro luoghi d'origine o perché diciamo viaggiano per lavoro e sono costretti a rimanere aperto, tant'è vero che abbiamo dovuto anche chiedere un'informativa in merito alla somministrazione dei pasti, perché come sapete era vietata la ristorazione. Abbiamo chiesto però che gli hotel, anzi ne approfitto di questo collegamento per dirlo un po' a tutti, dato che in questi giorni mi arrivano parecchie richieste, chi ha dei clienti in hotel e non possono muoversi è autorizzato alla ristorazione esclusivamente per gli ospiti che soggiornano all'interno dell'hotel. Ecco, però non abbiamo visto ancora misure importanti, tra cui il tema della promozione. Noi avremmo gradito, mi dicono che sarà presente nel prossimo DPCM di aprile, spero sia così, perché vorremmo anche già stanziare delle cifre importanti a favore dell'Enit, perché faccia una promozione internazionale per far ripartire quella che è la reputazione Italia, perché ormai il tema non è più solo Veneto, Lombardia o Emilia, ma è Italia. Quindi lei dice, insomma, ci voleva forse un accento in più sul settore più colpito, perché di fatto il settore più colpito è proprio quello. Sì, noto con piacere, ecco, questo lo devo dire, che è stata inserita la cassa integrazione in deroga anche per il settore del turismo, quindi questo è vero, è presente, però non ci sono ancora molte altre manovre che abbiamo chiesto come Regione Veneto. Per esempio il tema della defiscalizzazione per chi farà le vacanze in Italia, secondo me è un tema importante, cioè detrazione dai redditi e quindi in sostanza poter scaricare insomma dalle tasse le vacanze in Italia. Mi dicono anche questo che è preso in considerazione, però in questo decreto non le abbiamo ancora viste. Mi auguro che tutte le nostre richieste vengano inserite in quello di aprile, che mi dicono arriverà e che sarà più specifico sul tema del turismo. Ecco, noto però che in questo si è parlato molto di cultura e poco di turismo, quindi mi sarei aspettato onestamente qualcosa in più, però ho già segnalato a chi di dovere la cosa e appunto ci dicono che a aprile verranno ripristinati. Ce l'auguriamo tutti quanti per il settore. Benissimo, grazie. Allora, grazie all'assessore regionale al turismo Federico Caner, grazie e buon lavoro. Evidentemente sono mesi e giorni, settimane molto importanti di attesa e per ripensare a quello che accadrà dopo. Grazie, buon lavoro. Ecco, penso che abbia lasciato. Ecco, sì, nel frattempo è iniziata la diretta della Protezione Civile Nazionale. Sentiamo qualche passaggio. 470 è un numero a ribasso, anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia autonoma di Trento. Ma il trend, come avete visto anche dalle comunicazioni della Regione Lombardia, è un trend in ribasso, registriamo questo dato.
Il totale attuale dei positivi quindi è pari a 23.073, di questi 10.197 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 1.851 in terapia intensiva, quindi sono sempre il 10% dei contagiati positivi, e registriamo purtroppo anche oggi 349 deceduti. Ad oggi, nella giornata di oggi, sono stati disposti trasferimenti attraverso la Cross di 7 pazienti in più rispetto ad ieri, quindi il totale dei pazienti trasferiti con la Cross sono 47. Va segnalato anche, va ringraziata l'ONG degli evangelici americani Samaritan's Purse, che hanno donato al nostro Paese, e Protezione Civile in accordo con la Regione Lombardia hanno deciso di installarla a Cremona, una struttura ospedaliera mobile composta di 60 letti di degenza e 8 attrezzati per la terapia intensiva. Questa ONG installerà e gestirà questa struttura per alcuni mesi, quindi la vogliamo ringraziare per questo gesto di generosità nei confronti del nostro Paese. Per quanto riguarda le forze in campo, vi voglio comunicare che cresce, e voglio ringraziare anche loro in misura cospicua, quasi giorno per giorno, il numero dei nostri volontari e delle nostre volontarie impiegate nelle attività di gestione dell'emergenza. Siamo a oltre 4.000 volontari, 700 in più rispetto a ieri. Protezione Civile Borrelli. Allora, Ferdinando, un'altra serata importante a Ring per questa sera, per tenersi aggiornati con tutte le ultime novità. Chi avrai? Dalle 21:15, anche perché noi appunto non interrompiamo mai il nostro flusso di informazione. Voglio ringraziare a nome di tutti, come sempre, il lavoro straordinario della nostra squadra. In queste giornate abbiamo superato la terza settimana di dirette straordinarie. Andremo avanti anche questa sera fino alle 23, e con una particolare formula di approfondimento. Come ormai avete imparato, siamo stati i primi tra WhatsApp e Skype ormai nelle ultime settimane a fare questi tipi di collegamenti e di aggiornamenti. Dunque questa sera a partire dalle 21:15 io credo che sia un momento molto importante, anche perché è delicato e riusciamo ad avere, insomma, toccandoci il naso, aspettiamo di vedere in onda il professor Andrea Crisanti, e credo che in questo momento, dopo aver ringraziato anche il professor Palù, più volte ospite nelle nostre trasmissioni, nelle nostre televisioni in questi giorni, ecco, dal professor Crisanti, Nicola, credo che sia fondamentale capire qual è il sistema adesso dei tamponi, quelli definiti un po' a sorteggio, definiamoli così, non so come lo vogliamo. I tamponi on the road. On the road, esatto, fuori dai supermercati, anche per capire che cosa vuol dire. Ora l'Organizzazione Mondiale della Sanità poco fa, no, ha detto che questo è un metodo letto, sì, tra l'altro giusto, quindi il mondo segue, guarda il Veneto che in percentuale quella è la comunità al mondo che più ha fatto tamponi. Avremo in studio Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, sarà l'unico ospite, gli altri saranno tanti e tutti collegati via Skype, tra cui appunto il professor Crisanti, virologo, che segue il caso Vo e tutto il Veneto. Sul fronte tamponi faremo un sacco di domande, compresa quella che tanti hanno smentito del quanto resiste il virus sulle superfici, sulle scarpe, sull'asfalto, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che ci spaventano e sulle quali vorremmo fare più luce anche insieme, considerato che in TV si è detto tutto il contrario di tutto, certo, anche dalla parte della comunità scientifica, cosa che viene sottolineata più volte. Hai sentito oggi anche le parole polemiche di Zaia sul caso Inghilterra, no? Il sistema, certo, non hanno idea di cosa, il sistema che fa venire i brividi. Non hanno idea di cosa gli sta arrivando. Perché tant'è che noi, scusami Nicola, abbiamo sentito, non siamo riusciti mi pare qui, ma a Trieste, gli italiani, i veneti che hanno dato vita a questa clinica, la prima clinica per italiani a Londra,
che sono terrorizzati, Spaventati, certo. terrorizzati, perché gli italiani che seguono la cronaca quotidiana dalla loro regione e dal loro paese sanno cosa sta arrivando, mentre lì continuano a fare i loro concertini eccetera eccetera, di Carlo che non stringe la mano e la ritira nel momento in cui incontra le persone. Ecco, quindi al di là, sono pronti a dare l'addio ai propri cari, ma non mi sembra una gran strategia da parte di Boris Sembra Johnson. più una cosa, una selezione darwiniana inquietante. Esattamente, insomma, non è... altro che immunità di gregge. certo. Invece poi, oltre al Presidente di Confindustria, quindi la ricaduta di questi interventi, perché poi riguarda solo alcune aziende con un certo numero di fatturato e quindi forse taglia fuori larga parte delle PMI italiane, che sono il 98% del nostro tessuto, perché non fatturano 2 milioni ma fatturano di più, ma sono quelle che più pagano in questo momento perché hanno più dipendenti, cali maggiori di fatturato eccetera eccetera. Quindi ne parleremo questa sera, avremo collegamenti telefonici anche da Milano, Skype con uno psicologo, e quindi anche in questo momento è importante capire come si vive a casa, cosa dire ai bambini. Si sorride sul fatto che molti avvocati divorzisti avranno da fare dopo questa emergenza, ma questa è più questo lato, sul sì. fronte esatto dell'ironia, speriamo, che altro. Poi avrà il E sindaco poi di Mario Conte, no? il sindaco di Treviso Mario Conte, insomma, quindi tanti collegamenti. Che oggi e ha poi fatto chiudere i cimiteri, un po' come Francesco Rucco, un po' come Venezia, insomma è una soluzione che si sta attuando. Però è vero Nicola, quello che diceva oggi in diretta, quando voi l'avete seguito, il governatore Zaia, eravamo qui domenica scorsa, non ieri, la precedente, a far vedere tutte quelle foto di Jesolo, Cavallino, Sottomarina, lo Zoncolana a Trieste, abbiamo raccontato cioè di tutti quelli che si sono riversati, gli argini a Padova certo, ieri, certo, sì, quindi sul Bacchiglione l'avete fatto vedere bene oggi. L'effetto di questa furbizia la vedremo fra qualche giorno. Quindi con nuovi contagi, quando invece l'unica cosa è rimanere in casa, se vogliamo davvero preservare la nostra salute e dei nostri cari. Altro? Allora, siamo quasi in chiusura, ma abbiamo ancora qualche minuto. Allora io farei una cosa del genere, visto che da Vicenza abbiamo un servizio che ci fa capire insomma la vita quotidiana ai tempi del coronavirus, anche appunto alle persone che fanno la spesa, che devono fare la spesa, e appunto tra paure e inquietudini. Allora da Vicenza, se riusciamo a inserirlo, lo chiedo alla regia, Tony Esposito, l'inchiesta tra i vicentini che vanno a fare la spesa al market. Se ce l'abbiamo, ma dovrebbe esserci, mi garantiscono. Mentre cercate, allora nel frattempo io vi... ecco, vi leggo questa cosa... Sai che sono in tantissimi, scusami Nicola, mentre... Sì, vai. Poi Tony, fai sapere se hai trovato il servizio che aveva una scaletta di una straordinaria. È ufficiale? Lo vediamo da questo sito, lo vediamo da questo sito. sito. Perché noi lo sappiamo da più di una mezz'oretta, aspettavamo un'ulteriore conferma. Sì, allora, dal Corriere delle Alpi, perché è stato procuratore storico di Belluno, è morto l'ex procuratore Francesco Saverio Pavone, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, decesso appunto una delle vittime, diciamo, del coronavirus. Lo leggiamo dal sito del Corriere delle Alpi. Ufficialmente, perché era appunto quello che stavamo cercando di... Esatto. C'era questa informazione, c'era questa indicazione, stavamo cercando di avere una conferma di questo. È morto a Mestre perché si trovava appunto, abitava nel veneziano. Sede di lavoro, d'altronde. Esatto, è morto oggi nel reparto di terapia intensiva, scrive il Corriere delle Alpi. Il magistrato di ferro che combatté duramente contro la mafia del Brenta e portò avanti alcune tra le più importanti inchieste in tutto il Veneto. È ricoverato per problemi polmonari e risultato positivo al coronavirus, ha lottato fino in fondo contro il morbo, spegnendosi dopo 15 lunghi giorni di rianimazione. Di origine pugliese, era nato a Taranto il 25 marzo del 1944, era stato assegnato alla pretura circondariale di Mestre nel 1989, poi nel 1993 era diventato giudice istruttore. Insomma, una vittima illustre purtroppo del coronavirus è l'ex procuratore Francesco Nel tardo pomeriggio, quando è arrivata, ha sconvolto tutti. Ovviamente certo. Abbiamo atteso, come dicevamo, anche per avere un'ufficialità su questo. Era ricoverato, lo sapevamo, da qualche settimana, sì, certo. E purtroppo, come vedete anche in questo caso, non solo il coronavirus è stato determinante, abbiamo capito, per le sorti del magistrato, che tutti conoscevamo, l'abbiamo visto quante volte impegnato in questi decenni in inchieste importantissime.
e quindi evidentemente adesso l'ufficialità di questa notizia, della quale parleremo tra poco, perché appunto Ilaria Marchiori a Venezia stava già preparando un servizio con le opportune verifiche come avevamo detto. Allora, possiamo vedere la spesa al market da Vicenza, eccola qua, la vediamo, grazie. Cosa ha comprato? Stiamo cercando di capire cosa... Generi alimentari, di tutto per tenere botta una settimana almeno. Quindi ho detto così non esco più. Ha fatto la spesa? Certo, sì, cerco di limitare l'uscita il più possibile. Ma che tipo di cose? Scatolame o anche... Pasta, scatolame, pane, quello che serve in famiglia. Vado una volta al giorno così almeno riesco ad uscire e prendere un po' d'aria. Cosa compri di solito? Cioè, cosa prendi? Ho comprato il pane e l'insalata perché è difficile stare a casa, anche un po' di cioccolata, che in questi giorni serve per tirare sul morale. Quando mi riguardo ho comprato le solite cose che compro di solito tutti i giorni, non ho fatto nessun approvvigionamento perché era stato detto che i negozi sarebbero stati riforniti, quindi è inutile fare questa corsa e se svuotare questi scaffali mi sembra deprimente, sembra una zona di guerra. E quindi niente, ho comprato le mie solite cose, un po' di frutta, un po' di verdura e basta. Prodotti più che altro a lunga durata per quanto mi riguarda, carta, pasta, biscotti, cose che poi mi evitino di tornare nel supermercato possibilmente. Quindi quante volte va a fare la spesa in linea di massima? E al supermercato cerco di andare una volta alla settimana. Io ogni tanto esco e compro quello che mi serve e poi compro tanta roba e quello che c'è, però sempre devi fare attento e non frequentare tante persone, vai da solo e puoi tornare a casa. Cosa deve comprare? Io devo comprare una bottiglia aranciata, basta, e poi i dadi, queste cose qua che servono, perché la spesa l'ho già fatta ieri, la spesa buona, però mi sono dimenticato qualcosa, ecco, per cui devo farla. E quindi anche un'occasione per riuscire un attimo. Anche per questo, non dico una boccata d'aria perché non si può, bisogna stare attenti insomma a quanto pare questo virus. Pensi che ho 4 figli a Bergamo, pensi alla mia preoccupazione, mamma mia. E li sente ogni tanto? Li sento ogni giorno, anche la notte mi telefono loro per dire papà non ti preoccupare, stiamo bene, abbiamo preso le precauzioni, ma speriamo bene. Allora queste sono le voci un po' trasversali, a dire la verità, perché appunto sono le voci di chi un po' in tutte le province, questa era Vicenza, in tutte le città si prodiga di fare la spesa e chiaramente bisogna rispettare quelle che sono le indicazioni, lo avete sentito, lo ha ribadito, lo sentiremo fra pochissimo perché fra poco vi lascerò al telegiornale del Veneto nel quale faremo il quadro della giornata, quindi le indicazioni del governatore Zaia, il piano tamponi, il maxi piano tamponi con l'obiettivo di arrivare a 11.000, ma anche le parole dure di Zaia che chiederà al governo maggiori restrizioni. Queste le frasi della gente che va a fare la spesa in questi giorni. Lo ricordo, l'abbiamo visto prima, la conferenza stampa ancora in corso del capo della protezione civile Borrelli, superate le 2.000 vittime in Italia, 2.158, un incremento rispetto a domenica di 349, insomma rispetto a ieri. In Veneto il dato è ancora quello di stamane con 69 vittime, e tra queste le abbiamo viste anche vittime illustri come ad esempio l'ex procuratore Francesco Saverio Pavone. Siamo davvero in chiusura, allora vi lascio adesso al telegiornale del Veneto, poi ci sarà il telegiornale di Venezia, il telegiornale di Treviso, poi di nuovo vi accompagneremo con gli ultimi aggiornamenti verso l'appuntamento di Ring con Ferdinando Avarino. È tutto, a fra poco.